Accadeva nell'antica Roma con l'imperatore Giulio Cesare, quando al comando delle legioni, in sostituzione dei consoli, venivano posti i legati, incaricati a rappresentarli. Oggi, 2023 d.C., il legato, proprio come viene specificato dal segretario regionale della Lega Alberto Stefani, è il senatore veronese Paolo Tosato, a cui spetterà il compito di riportare nei ranghi i riottosi esponenti del partito che siedono a Palazzo Rosso, che il sindaco Oscar De Pellegrin vorrebbe allineati alla linea amministrativa della maggioranza. Sotto stretta osservazione tutto il gruppo consiliare, escluso Marzio Sovilla, e gli assessori Lorenza De Cunovic e Paolo Luciani, che della Lega è anche il segretario della sezione cittadina. Proprio Luciani spiega che il senatore Tosato avrà il compito di affiancare il gruppo consiliare, 2 assessori e il direttivo della sezione cittadina del Carroccio. Sarà all'altezza delle aspettative, afferma Luciani. La soluzione di un soggetto esterno per riportare la quiete era stata prospettata nel corso dell'ultimo direttivo provinciale dopo gli scossoni, gli ennesimi, cui si era assistito anche durante l'ultima riunione del Consiglio Comunale. Sono settimane che con Stefani ci si parla per tentare di trovare una soluzione e dirimere qualche problematica in effetti esistente nel gruppo Lega. Ho avuto conferma sia dall'assessore Lorenza De Cunovic che dal consigliere Pingitore che da parte loro non c'è nessuna intenzione di togliere la fiducia al sindaco. Ma Pingitore, forte dei suoi 26 anni ininterrotti a servizio dei cittadini e dell'ente comunale e tra i nomi fra i più gettonati delle urne, puntualizza: non necessito di avere un tutore. Come reagiranno i suoi colleghi Roberto Ferro e Francesco Lagrua al momento non è dato a sapere. Di De Cunovic ha già detto il segretario provinciale della Lega: nessuna intenzione di mettere i bastoni fra le ruote alla giunta De Pellegrin. Staremo a vedere. Credo che la nomina fatta in assoluta serenità e accordo fra me e Stefani del senatore Paolo Tosato sia una ottima scelta. Persona seria, persona competente, ma soprattutto non bellunese e conosce anche poco i problemi del bellunese. Sarà questa la leva che ci farà risolvere i nostri problemi.